Scambio di foto sexy via chat con una presunta minorenne. Un barista di 49 anni di Montebelluna, minacciato di venire denunciato, è arrivato a dover cedere la sua attività per pagare le pressanti richieste di denaro arrivate da una giovane donna ligure. Solo quando si è rivolto ai carabinieri ha scoperto che a compiere l'estorsione erano stati una 25enne di Ventimiglia e il compagno di 36 anni, entrambi finiti ora agli arresti domiciliari. I primi approcci risalgono agli inizi del 2016. Il barista e la ragazza si erano scambiati foto intime e a sfondo sessuale, finché lei ha raccontato di essere minorenne e gli ha chiesto i primi 6.000 euro per non denunciarlo. Un'altra donna, sempre conosciuta sui social, gli ha a quel punto suggerito di affidarsi a un hacker per far sparire il materiale compromettente dai computer, ma alla fine si è scoperto che l'autrice era sempre la stessa e il finto hacker il compagno. Quest'ultimo si è poi fatto passare per un agente della polizia postale che minacciava a sua volta di rendere pubblica la vicenda. In totale il montebellunese ha versato alla coppia 25.000 euro, tanto da dover vendere il bar. I carabinieri sono risaliti in questi giorni alla coppia di pregiudicati. Su richiesta della procura, il GIP di Treviso ha emesso nei confronti dei due un'ordinanza di misura cautelare per estorsione in concorso.